Prima giornata di ritorno della Serie A della Lega. L'Italia Calcio è chiamata ad una totale inversione di rotta dopo un girone d'andata vissuto tutto a bassa quota. Ben piazzati invece gli ospiti, allenati da La Rosa, nel pieno della corsa playoff. Buonasera amici di Fanner e benvenuti a Sport City per Alitalia Calcio, COD 272. Partiti. Primo pallone toccato dal COD 272. COD in questo momento quinto a 26 punti, come dicevamo nel pieno della zona playoff. L'Italia che invece è in questo momento al 13° posto a 15 punti. È sicuramente in difficoltà, 2 sconfitte nelle ultime 2 giornate. COD che invece viene da un pareggio con il Football 8. Cilfone con le mani il numero 7 Morleo, che poi lascia invece a Lattanzio. Lattanzio, Cilfone. Ancora Cilfone, gioca bene il COD. Sempre Cilfone. Dietro alla Rosa, sbaglia però, ma c'è il fallo commesso su Cilfone. Morleo. Poi il taglio tentato da Locatelli, riparte l'Italia. Ancora Locatelli però che si inserisce, chiuso da 2 e alla fine la rimessa è all'Italia. Cerqua. Si fa vedere Gimelli. Severini, tornato dopo qualche giornata d'assenza, il capitano. Vediamo se sarà decisivo. L'ex Scarpa d'Oro, anzi la Scarpa d'Oro in carica. Taroni, Gimelli. Gimelli, il pallone alzato. La Rosa con le mani quasi mette in difficoltà Casinelli. Cilfone. La Rosa si accentra, poi lascia Cilfone. Cilfone, Locatelli. Locatelli poi allarga per la Rosa, il pallone dentro. Attenzione ancora a COD, Gimelli non riesce però a togliere il pallone, alla fine recupera Carloni. Cilfone. Sale palla al piede da Palmieri, Palmieri chiuso da Gimelli, ancora COD e la prima parata di Cerqua. Con le mani il pallone chiude
il numero 4 Lattanzio, numero Severini, attaccato da Locatelli, gira col sinistro a inserirsi, attenzione il numero 13 e Amendola. Attenzione all'Italia, c'è spazio per Severini sulla destra, prova ad andare direttamente in porta, la chiude Lattanzio. Severini. Attenzione ancora all'Italia, il tiro deviato da Cilfone, sarà calcio d'angolo, va a batterlo Severini. Attenzione a Pier Giovanni dentro. Ecco la battuta. Bassa! E il pallone va in porta. Severini ha segnato direttamente da calcio d'angolo. 1-0 all'Italia. Il gol di Severini che al ritorno mette subito la firma. Va bene, Claudio! Vediamo come risponde il COD. Amendola. Locatelli. Ancora Amendola, fermato da Severini, commette fallo su Severini, non secondo l'arbitro. Allora Lattanzio. Amendola. Locatelli. Dall'altra parte Palmieri. Palmieri insiste ancora, alla fine viene fermato, poi Gimelli. Se ne va benissimo il giocatore dell'Alitalia. Era il numero 20 del Genio. Entrambe le squadre non brillano dal punto di vista difensivo, attenzione però all'Alitalia con Del Genio, il tiro in porta lascia scorrere il numero 1 Cod Casinelli. L'Alitalia Calcio è infatti la squadra con la seconda peggior difesa, ben 65 gol subiti, ma anche il Cod deve registrare qualche cosa dietro. Attenzione adesso Severini e il fallo commesso da Morleo. Diciamo che deve registrare qualcosa dietro perché delle 6 squadre che adesso occupano le posizioni playoff è la squadra che ha subito più gol, 47. E occhio perché ovviamente adesso diventa l'occasione buona per Severini. In questi casi non si fa pregare in genere. Eccolo Severini, il pallone che gira, è 2-0, già doppietta per Severini, è il ritorno in campo dopo qualche giornata fuori. 2-0 all'Italia. Code in difficoltà, diciamo di un'Italia che deve cambiare rotta dopo questo girone d'andata sicuramente sotto le aspettative e effettivamente è proprio quello che sta avvenendo. Palmieri prova a girarsi, il fallo di Gimelli. Cilfone, Lattanzio. Lattanzio con l'esterno. Locatelli scambia con Palmieri, che però non trova il compagno. Attenzione perché si è liberato Del Genio, la battuta rapida della rimessa, lo chiude però Cilfone. Lattanzio. Poi è sbagliato il passaggio del numero 4. Locatelli, ancora Cod. Palmieri, pallone che scorre e arriva a Cerqua.
Severini la sfiora appena per servire il compagno. Cartette, Claudio, qui, non lo fa giocare. Locatelli. Palmieri, controllo ma poi è chiuso. Taroni, Piergiovanni. Poi il tocco sotto per Severini, c'è Cilfone. L'altro Severini. Cilfone, Lattanzio. Poi Morleo. Tenta di cercare Severini dall'altra parte. La sfida è tra Luca Severini e Patrizio Severini, numero 23 del COD. Eccolo, Luca Severini va sul sinistro, si appoggia al compagno, all'Italia che sviluppa la manovra sulla sinistra. Ecco lo scambio e poi il calcione preso da Del Genio. Signore, dopo time out. Appena è nostra. Appena è nostra time out. Altra occasione per Severini, è stato micidiale quella precedente. Pronto Severini, il tiro respinta da un suo stesso compagno. Sulla traiettoria, non voglio nessuno. Ti metti davanti alla traiettoria, Gra. Va bene, capito, va bene. Davanti al portiere o via dal portiere? O davanti al portiere o non voglio nessuno davanti. Perché se ti fai puntare, magari è facile che ti capita, perché passare di totale. Si riprende dopo il timeout COD, che ha provato a rimettere insieme un po' le idee dopo questo avvio difficile. Amendola, poi Morleo intercetta Taroni, Palmieri non molla, alla fine c'è il lancio su cui prova a avventarsi Severini, Lattanzio, Severini col fisico, attenzione se ne va il numero 22, a terra il portiere, Severini col destro, non trova lo specchio della porta. Cilfone, Amendola, Cilfone, poi il colpo di tacco di Locatelli. Taroni per Del Genio, Severini la alza ancora, interviene Amendola anche se il pallone sarebbe probabilmente finito in rimessa dal fondo. Ora Nicolò Casinelli, Amendola, supera Piergiovanni, poi Patrizio Severini, attaccato da Andrea Petrillo.
Cioè Severini, attenzione, è lasciato solo colpevolmente e subisce un altro fallo. Severini ha già segnato un gol su punizione, un altro probabilmente l'avrebbe segnato se un compagno non si fosse messo sulla traiettoria. Ancora lui, stavolta barriera e calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto alto, la spizzata regge il COD, ma sembra davvero far fatica contro un'Alitalia che ha ritrovato tanti dei suoi uomini migliori. Ancora l'Italia ed è 3-0. Stavolta il gol l'ha segnato Del Genio. L'Italia è in vantaggio 3-0 a metà del primo tempo. Pier Giovanni, lo scambio con Severini, interviene Cilfone, allora Amendola pensa al tiro Locatelli e Cerqua in calcio d'angolo. Col calcio d'angolo battuto c'era in mezzo Cilfone, qui subisce un colpo un giocatore dell'Alitalia, ma si prosegue. Tiro in porta di Palmieri, ancora calcio d'angolo. Calcio d'angolo COD, palla in mezzo, poi toccata dietro per Lattanzio. Lattanzio allarga. Ancora rimessa laterale, prova a affacciarsi davanti il COD. Locatelli fa partire il cross, non c'è nessuno, però facile per Taroni. Poi Severini con l'esterno, troppo lungo. Marco Sali! Marco Sali! Vieni Luca, Ora il COD con Palmieri, intercettato però Pier Giovanni. Poi Amendola. Ancora l'Italia, se ne va Severini. Poi la chiusura di Morleo. Sarà calcio d'angolo. Sale anche Gimelli. Chiama il pallone. È solo Gimelli. Intercetta però il numero 13 Amendola. Poi Cilfone di prima per Palmieri. Palmieri solo davanti al portiere. La tocca, gira attorno a Cerqua. Ma attenzione, Cerqua è tornato. Ancora Palmieri col tocco. E fa 3-1. Anzi no, il pallone è uscito, scusate. Morleo. Mettiamoci bene! Oh! Abbiamo smesso! Ora l'Italia, bene Cilfone. Poi Patrizio Severini, Palmieri. Palmieri per Severini. La palla sul sinistro, poi va sul destro, torna da Palmieri. Palmieri per Cilfone, lo stop.
Si fa vedere Morleo. Cilfone invece vuole andare in porta. Alto il tiro del numero 8. Claudio, riesci a posizionare per favore? Vieni, Peppe! Abbassa Va bene così, va bene così, ha spostato uno. Gimelli. Vuole Severini. Qui il fallo su Patrizio Severini. Marco, Cilfone batte veloce. Amendola, Morleo. Punta Taroni. Palla da Cilfone. Pensa per un attimo alla conclusione in porta. Poi vuole lo scambio. Però non si concretizza. Qui Severini in maniera regolare. Poi sbaglia il lancio. Dare il contropiede Cod. Scambio veloce. Severini. Cilfone. È rientrata però l'Italia. Adesso deve trovare un'altra soluzione. Cilfone. Cilfone. Morleo se ne va e il fallo commesso da Taroni. Già battuto il Cod, la mette dentro Patrizio Severini, Gimelli in calcio d'angolo. Cilfone, il cross dentro, respinto nuovamente. Aumenta la pressione il Cod alla caccia del 3-1. Cilfone, il tocco sotto, qui non riesce. Severini prova a girarla veloce. Piergiovanni non riesce a tenerla in campo. Amendola, Cilfone. Morleo. Patrizio Severini. È salito Cilfone che però non riesce a raggiungere questo pallone. Poi Amendola con la scivolata. Severini, tocco al volo. Piergiovanni ancora per Severini. Sale Locatelli. Cilfone. Cilfone. Attenzione a Severini che alza il pallone, vuole andare direttamente in porta. Ha cercato di sorprendere il portiere avversario, ma molto distante il tentativo dallo specchio. Time out all'Italia adesso. È roba nostra, oh! Claudio Altari che è roba nostra! Claudio! Claudio! È roba nostra, Ecco. Con le mani Petrillo. Viene incontro Severini. Poi prova ad andarsene del Genio. Guadagna calcio d'angolo. Anzi no, sarà rimessa dal fondo. Morleo. Stacca Petrillo. Severini, il fallo di Morleo. Ancora una chance per Severini, la rincorsa del numero 22, barriera, Palmieri, poi si ritrova il pallone lì, prova a salire Cilfone, il Cod, rapidissimo, adesso Amendola col sinistro,
Sbagliato però il cross. Giordano, mettilo a posto, veloci. Claudio! Locatelli. Claudio, vieni là. Ancora Locatelli. Prova lo scambio con Severini, interviene però l'altro Severini. Eccolo che calcia ancora in porta. Casinelli con la parata. Vieni, Thomas in mezzo. Patrizio Severini. Locatelli. Ecco, Cilfone. Morleo. Ora Lattanzio che nel contrasto con Del Genio guadagna rimessa. Thomas, spalle. Ultimi istanti del primo tempo. Vediamo se il COD riesce ad accorciare le distanze. Ne avrebbe sicuramente bisogno dopo un primo tempo non facile. La palla allargata per Amendola che la mette dentro. Poi non c'è nessuno per ribadire in rete. Severini qui. Claudio, bravo, vieni qua. Thomas, mettete più, prendi spazio in mezzo al campo. Andrea. Morleo, Cilfone. Cilfone, Severini commette fallo sul numero 8 che batte veloce per Morleo. Morleo, Palmieri, limite dell'area, prova a appoggiare a Patrizzi. Solo Gra. Bravo. Faccia Gra. Claudio, bravo. Qui tutto buono per l'arbitro. Può ripartire allora Patrizio Severini, ma è rimasto a terra il giocatore all'Italia. Ancora un minuto in questo primo tempo, causato anche chiaramente proprio dall'ultima interruzione. Vediamo se ne approfitta il COD. Amendola, Cilfone, al pallone sul sinistro, poi prova a metterla dentro, Gimelli chiude. Sarà rimessa dal fondo all'Italia. Claudio. Vieni qua, costringi. Bravo, Probabilmente sta per fischiare la fine del primo tempo l'arbitro. Vediamo se c'è ancora spazio per un'azione all'Italia. Morleo. E finisce così il primo tempo. L'Italia è in vantaggio di 3 gol. Si parte per il secondo tempo con Severini, calcia in porta, calcio d'angolo. Cristian, resta te, Cristian, sempre, Cristian. Pier Giovanni alla battuta, sale anche Petrillo. Pallone messo in mezzo, proprio Petrillo di testa, prima occasione del secondo tempo. A posto. Però che Giordano, bravo Gra. Cilfone per far partire l'azione del COD. Severini, poi Lattanzio. Riparte con gli stessi 8 il COD. Cilfone, Patrizio Severini.
Poi la palla messa dentro verso Lattanzio, lascia scorrere Petrillo. Petrillo colpisce un avversario, ma il pallone è ancora l'Italia. Del Genio si inserisce il tiro di punta e miracoloso l'intervento del portiere del COD. Bravissimo Casinelli sul tiro improvviso del Genio. Chiama palla Severini. Testa Lattanzio, poi Palmieri. Torna Petrillo. Ancora la palla contesa tra le due squadre. Taroni. Ricomincia, Cadoma, non la forzare Giordano. L'Italia con Gimelli. Alza il pallone Lattanzio. Se la cava bene. Rimasto a terra però un giocatore del COD, si ferma l'azione. È entrato nell'Italia il numero 17, Cervo. Solo sul Del Genio secondo me hanno sviluppato la palla. Cerqua coi piedi. Lunghissimo, prova ad avventarsi sul pallone del Genio. Alla fine arriva Casinelli. Cilfone. Partito Morleo. Cilfone per Palmieri. Ancora Palmieri. Palmieri si appoggia a Cilfone. Cilfone. Ancora il pallone largo. Palmieri, lo scambio bello, ma chiude tutto Gimelli. La parte che mi chiedi da tifoseria, quell'altra ma la metti proprio. Cilfone. Ci sei? Te lo scrivi, te lo scrivo. No, no, lo so, tranquillo. Ciao, buona serata. Cilfone va sul destro, attaccato, non subisce fallo, allora Del Genio. Niente, oh, veramente zero, non vuoi che ci stia tutta la prima parte? Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Ciao. Ok, va bene, va bene. Gimelli, Severini, Petrillo. Gioca bene adesso l'Italia. Lo scarico su Severini. Severini punta Locatelli. Vuole il suo destro, ma è chiuso da due. Palmieri. Prova ad andarsene, lo chiude Petrillo. Poi sale palla al piede. Cilfone lo insegue. Severini con l'esterno direttamente a Casinelli. Locatelli. Cilfone alza il pallone verso Amendola. Ancora Cilfone trova Morleo dall'altra parte. Fa girare palla il COD che però fatica a arrivare negli ultimi 16 metri. Severini, ancora la chiusura di Cilfone, poi Locatelli. La Rosa. Locatelli, Cilfone.
Cilfone sbaglia completamente il passaggio, la dà in pratica a Petrillo. Allora rimessa all'Italia. Arriva bene fino agli ultimi 20 metri il COD, poi non sembra avere oggi le soluzioni per risultare pericoloso. Qui il fallo per il COD, che batte sempre veloce. Patrizio Severini va sul sinistro, prova a farla girare. Buono il tentativo di Severini, non fortunato però. Taroni, il taglio dall'altra parte verso Del Genio, che però non può controllare. Morleo, Palmieri a fare la sponda, si attacca a Gimelli, aiutato adesso anche da Petrillo. Particolarmente efficace oggi la difesa dell'Italia. Cilfone, Locatelli, l'errore, attenzione alla ripartenza, c'è Severini solo davanti a Casinelli, la mette dentro e Del Genio fa 4-0, l'assist di Luca Severini, il gol di Del Genio, l'Italia in vantaggio di 4 gol. Situazione davvero complicata adesso per il COD. Ha meno di 20 minuti per recuperare i 4 gol subiti, non è sicuramente il risultato che ci aspettava, viste le posizioni in classifica delle due squadre. COD che rischia di sommare il già non ottimo risultato di settimana scorsa, il pareggio con il Football 8. Oggi un'altra sconfitta, almeno per quello che si sta vedendo finora. Rischia di uscire almeno temporaneamente dalla zona playoff la squadra di La Rosa. Marco, adesso fatti marcare! Marco, fatti marcare, Solo, 1 e 2, giro! Taroni, Cerqua. Taroni con l'esterno. Severini. Severini la controlla, poi vuole il taglio dentro di Del Genio. Morleo, Palmieri, la solita lotta con Gimelli che stavolta commette fallo. Severini prova a giocare veloce il COD, attenzione a Palmieri che rientra sul destro, prova il tiro, poi Severini ancora respinto, insiste il COD, ma alla fine c'è il fallo. Pallone trattenuto al limite dell'area, il fallo è per il COD. Vediamo se calcerà in porta, almeno da questa posizione. COD che fino adesso ha sempre preferito giocare corto. Posizione pericolosissima. Poco più di 2 metri dal limite dell'area. Cilfone e Locatelli, adesso si allontana Locatelli. Va Cilfone, il destro alto sopra la traversa, il tentativo del numero 8. Severini, attenzione all'Italia. Sale Taroni sulla destra, fa partire il cross, respinge La Rosa, poi il pallone rimane lì. Alla fine se la cava Morleo, Cilfone, Locatelli, Severini, Patrizio Severini, allarga per Amendola, Locatelli,
Va ancora a sinistra, il pallone messo in mezzo e Cerqua. Alla fine era risultato un tiro in porta. Adesso il fallo laterale per l'Alitalia. Severini lasciato solo, prova direttamente in porta per sorprendere Casinelli. Secondo tentativo da lontanissimo di Severini. Qui lo scontro in cui si fa male Taroni. Locatelli per il calcio di punizione, vediamo se va in porta, lo fa e segna il 4-1, accorcia le distanze, il code 272, la punizione di Locatelli. Vediamo se è l'inizio di una rimonta che avrebbe sicuramente dell'impresa a questo punto. Metà secondo tempo, ancora in vantaggio di 3 gol l'Italia. Severini, solito tiro in porta, che non va però. Dai, non ti fermiamo. Giordano, mettile. Andrea, devi salire un po' più. È troppo lungo. Bene Amendola qui. Salta l'avversario, poi si fa vedere la rosa. Cilfone, lo sbaglio, interviene però Locatelli. Cilfone, la rosa. La rosa ancora a spalle alla porta. La rosa prova a dettare i tempi della sua squadra. Bene qui il passaggio per Morleo che va col sinistro. Si fa vedere ancora davanti il code. La rimessa alla fine è per il code 272, allontana il pallone Taroni, sarà certamente ammonito. Le proteste all'Italia, viene espulso Taroni che evidentemente era già stato ammonito, almeno crediamo. No, rosso diretto allora per Taroni. Oh, porco Dio, non si può così però. Oh, così non si può, così non si può, questo non è calcio, questo non è calcio. Perché ha buttato il pallone, ha buttato fuori. Gli ha dato il rosso perché ha buttato la palla. Porco Dio, come rovinare le partite tranquille, oh. Come rovinare le partite tranquille, oh. Espulso allora Taroni che ha allontanato il pallone, questa è la decisione dell'arbitro. All'Italia che dovrà continuare in 7. Non sono uscito, fenomeno! Non sono uscito, E allora aumentano le chance del code di recuperare la partita. Morleo, vediamo se dà fiducia e coraggio agli uomini in maglia nera questa occasione di poter giocare in superiorità numerica per gli ultimi 10 minuti di partita. Locatelli prova in porta. Cerqua verso Del Genio che la fa scorrere. Amendola però più veloce. Poi però si incastra nel dribbling, ma c'è il fallo di Del Genio. E qui altre proteste all'Italia.
Gioca Luca, gioca, stanno giocando. Gioco molto spezzettato adesso, tante proteste. Claudio! La rosa. 10 minuti circa per il COD, calcolando anche il recupero per provare a riprendere la partita. Cilfone. Amendola non riesce a controllare, però in qualche modo è ancora su il pallone. Allora la rimessa con le mani dentro, salta Palmieri. C'è ancora la rosa, ma Palmieri ha commesso fallo su Gimelli. Cerqua verso Del Genio, prova un controllo difficile. Locatelli. Casinelli avanza l'altissimo portiere del COD, poi Cilfone deve accelerare i tempi adesso la squadra di La Rosa. Cilfone. Severini prova il numero ma sbaglia. Attenzione a Del Genio che è tutto solo dall'altra parte, prova a chiudere Locatelli, lo fa in maniera efficace, poi però il pallone è girato per Severini che non trova la porta. Bellissima l'azione di Del Genio, un assist al bacio, vicino al 5-1 l'Italia. Cilfone, doppio passo, poi la dà a Severini, il tiro in porta, Cerqua la blocca. Attenzione perché Severini è stato lasciato solo direttamente dal rilancio di Cerqua e qui errore clamoroso la difesa del COD. 5-1 il gol di Severini, lasciato colpevolmente davanti al portiere, non perdona la scarpa d'oro. Rientra Lattanzio per il COD, partita che forse non ha più nulla da dire, vediamo se ci crede ancora. Amendola, La Rosa, Cilfone, gli lasciano spazio, prova l'assist dentro per Morleo, però non arriva bene sul pallone. Del Genio, Cilfone, chiaro fallo di Cilfone che a sua volta allontana il pallone, cartellino giallo per Cilfone. Cilfone, poi La Rosa, prova a insistere il COD, cercare almeno di accorciare le distanze. Calcio d'angolo, anzi no, rimessa. Palmieri, La Rosa, va sul destro, la dà ancora a Palmieri che calcia in porta, pallone appena sopra l'incrocio di pali. Sbagliata tra l'altro la conclusione di Palmieri, ancora Palmieri, spalla alla porta, trova La Rosa col sinistro, il pallone deviato e Cerqua vede il pallone scorrere sul suo palo. Cilfone, La Rosa, Cilfone, ancora lo scambio tra i due.
ultimi 4 minuti di gioco, anche qualcosa meno. Locatelli, Cilfone, prova col sinistro, non è il suo piede. Severini, se ne va bene, non a Cilfone però, che gli ruba il pallone, ma torna ancora a Severini. La Rosa, contrasto con Petrillo, batte veloce la Rosa, attenzione a Morleo, va ancora in porta, è impreciso oggi il COD nelle conclusioni verso la rete. Cerca Severini, gira al volo per Del Genio, Petrillo può controllare adesso l'Italia, forte del vantaggio. Fa niente, mettiamoci bene, Ale! Morleo, la Rosa, Cilfone si accentra, poi c'è Morleo, interviene Gimelli, poi Severini, il contropiede, se ne va Severini, lo insegue Lattanzio e alla fine gli sottrae il pallone. Ora il COD con Amendola, il brutto fallo del numero 19 Carloni, ammonito anche lui. All'Italia che si avvia allora una vittoria importante dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Bacci. Può risalire qualche posizione in classifica, iniziare bene il girone di ritorno. Attenzione adesso alla punizione del COD, calcia malissimo però Locatelli. Due minuti al termine della gara, segnalati adesso dall'arbitro quando Del Genio se ne va. Prova a chiuderlo la Rosa, Del Genio e la Rosa. Alla fine pensa a guadagnare secondi Del Genio, mettere in cassaforte la vittoria. Amendola se ne va bene con il dribbling, salta anche un altro, è Petrillo, ammonito Petrillo per questo fallo su Amendola. Cilfone, solita giocata corta del COD, Cilfone va sul sinistro, cerca coi piedi e poi il tiro in porta, accorcia le distanze forse quando però ormai è troppo tardi il COD. 5-2. Si conclude con le proteste da entrambe le parti la partita. Solito calcio in porta di Severini e stavolta impegna Casinelli, guadagna calcio d'angolo. Il calcio d'angolo, pallone messo dentro, può ripartire in contropiede il COD con Cilfone. Cilfone va da solo, ancora lui, è rientrata però l'Italia. Sempre Cilfone, si inserisce la Rosa, Cilfone al pallone sul sinistro, tira in porta e è 5-3, ma finisce così la partita. Il gol del COD 2-7-2 non può cambiare il risultato, all'Italia che parte bene
nel girone di ritorno con questa vittoria in casa.